All'inizio del Novecento in Italia le classi borghesi, scarsamente informate, si preoccupavano di non fare il passo più lungo della gamba. L'arte perseguiva un fine ideologico, era fangosa e deleteria nella forma, come scrisse Severini, e piagnucolosa nel contenuto. E i profeti alla moda erano Bistolfi e Sartorio, mentre Medardo Rosso viveva praticamente sconosciuto. Fattori e previati morivano di indigenza. Si aveva cura di ignorare i nuovi fenomeni artistici e letterari nel timore che essi potessero modificare con un carattere nazionale e popolare l'aulica e attardata cultura italiana. In questo clima di ristagno nazionale, l'urlante polemica di Filippo Tommaso Marinetti, il grande futurista, che con inaudita violenza incitava la sonnecchiante borghesia italiana con l'evidente scopo di provocarne la reazione, minacciando di sviare il corso dei canali per inondare i musei e godere nel vedere galleggiare alla deriva, lacere e stinte su quelle acque le vecchie tele gloriose, è solamente un colpo di bisturi, una rivoluzione letteraria e artistica che deve tendere alla trasformazione della vita civile e politica del popolo e non un avvertimento di natura soltanto estetica. È questo il fatto nuovo, gravido di conseguenze anche politiche per l'Italia e per l'Europa intera, il futurismo. In quanto attitudine intellettuale, il futurismo ha saputo creare una poetica basata sulla vita. L'arte doveva addirittura salire al potere come vessillifera dell'immaginazione. Lo stile di vita propugnato e incarnato da Marinetti sottolinea l'originale contributo di chi ha saputo e voluto puntare in piena libertà creativa e con la grande gioia dell'anticonformismo ad aprire una nuova dimensione all'Italia, una nuova dimensione che all'inizio del Novecento era già proiettata nel futuro. Una lezione interessante anche in questo 2020.